Il Challenge XAI Race Ronde Terra si sposta in Toscana per le ultime 3 prove. Fino ad ora sono state disputate 2 gare, la classica competizione di apertura del Challenge, la 4ª edizione della Ronde Balcone delle Marche a metà novembre ed il 13° Prealpi Master Show a inizio dicembre. Il prossimo appuntamento è il terzo Ronde della Val d'Orcia il 12 febbraio, che utilizzerà la splendida e storica prova speciale di Radicofani. Seguirà la 6ª Ronde della Val Tiberina, prevista per il 4 marzo, con sede a San Sepolcro e Pieve Santo Stefano. A concludere la 4ª edizione del Challenge, la 3ª Ronde Liburna, prevista per il 18 marzo a Volterra. Nella classifica assoluta del Challenge Race Day, dopo 2 gare, guida Edoardo Bresolin con 27 punti, davanti a Simone Romagna con 26. La Federazione Motociclistica Italiana ha annunciato che parteciperà alla prossima Coppa del Mondo FIM Superstock 1000 schierando Lorenzo Savadori sulla Ducati del team Barney Racing. Nel campionato europeo e nel campionato italiano Superstock 600 i colori del team Italia saranno difesi da Luca Vitali e Riccardo Russo, che guideranno le Yamaha del team Trasimeno. I piloti saranno seguiti dal direttore sportivo Cristiano Migliorati. La Volkswagen vuole ridurre del 25% l'impatto ambientale dei propri impianti, abbattendo le emissioni di anidride carbonica, i rifiuti e i consumi di acqua ed energia. Per questo ha investito 120 milioni di euro per costruire 2 dighe idroelettriche in Brasile ed in Austria, obiettivi inseriti in Strategie 2018, il piano della casa tedesca per diventare la prima produttrice di auto al mondo. Saranno i colori del 50° anniversario di Yamaha nel mondo dei GP, il bianco, rosso e nero, portati più volte in gara nel 2011 da Jorge Lorenzo e Ben Spies in MotoGP, a caratterizzare le velocissime R6 Cup 2012. Dopo 4 stagioni di convivenza con la consorella maggiore R1K all'interno delle R Series Cup, il 2012 segna il ritorno alle origini con la YZF R6, unica protagonista del monomarca ufficiale del campionato italiano di velocità. 2 griglie composte in base ai risultati delle qualifiche per un massimo di 80 piloti sono il format dell'imminente stagione motoristica. Nelle 3 più importanti gare di endurance a livello mondiale nel 2012 gareggeranno per Nissan i vincitori delle prime 3 edizioni di GT Academy: Lucas Ordonez, Jordan Tresson e Jan Mandenburg. Il 26enne spagnolo Lucas Ordonez, come ha dimostrato lo scorso anno alle 24 ore di Le Mans, GT Academy è ormai un percorso collaudato e consente di formare piloti capaci di affrontare le più importanti competizioni a livello mondiale. Ad oggi Ordonez è il più grande successo nella storia di G Academy e si è appena unito al team Grives Motorsport per partecipare alle European Le Mans Series. Gareggerà nella Zetec Nissan LMP2 con Tom Kimber-Smith e Alex Brundle. Alla 24 ore di Le Mans invece correrà con Martin e Alex Brundle. Secondo i dati ACER elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro, lo scorso anno nel nostro paese le immatricolazioni di autocarri pesanti, in altre parole quelli con peso superiore alle 16 tonnellate, sono cresciuti del 18,8% rispetto al 2010. La crescita del mercato italiano nel 2011 è avvenuto con un tasso più contenuto rispetto a quello evidenziato dai dati dell'intera Unione Europea, che è del 36% e quindi circa il doppio di quello italiano. Nel 2011 poi le immatricolazioni di autobus e pullman sono aumentate del 33,3% rispetto all'anno precedente.